Si lavora senza sosta sotto la pioggia a Lozzo a Testino, a sud dei Colli Euganei, per impiantare nel fondale del canale Bisatto decine di pali in larice che blocchino il lento scivolamento di via Pergolette. La strada che collega il centro del paese con la frazione di Lanzetta è crollata in 3 punti per più di 1 chilometro. È una strada arginale asfaltata da poco sulla quale passa la via ciclabile dei Colli Euganei. I lavori a carico del Genio Civile dureranno 2 mesi. E nel frattempo si è scavato, vedete qui alle mie spalle, un canalone per far defluire l'acqua dal monte che possa scendere a valle e quindi entrare dentro il canale. È l'unico modo per tenere pulita, nel senso asciutta, la parte a valle qui del monte di Lozzo e per far sì, insomma, che tutto l'impianto della strada rimanga asciutto. Le cause del crollo della strada sono da imputare di certo alle piogge record di marzo e di questa settimana, ma anche all'incuria dei proprietari di boschi e campi a valle. Perché ci sono degli scarichi che possiamo anche vedere che però sono ostruiti, quindi l'acqua non riesce a passare il canale, rimane sostanzialmente in guazzetto tutta la fascia che costeggia la strada e quindi si indebolisce la struttura e crolla. Ruffing ha già emesso l'ordinanza di pulizia degli scoli. Nei prossimi giorni le sponde verranno coperte da uno speciale tessuto sul quale verranno posati dei massi di contenimento. Si lotta contro il tempo per evitare che altra terra e strada finiscano nel canale, magari ostruendolo. Tentare di contenere la strada perché sta scivolando sostanzialmente verso la riva del canale.